Buongiorno a tutti ragazzi, buon sabato, quindi partiamo subito con notizie diciamo come sempre un po' particolari. In effetti, secondo alcuni, diciamo abitanti del villaggio sotto l'Himalaya, quindi sono stati avvistati molti UFO sia di giorno che di notte. In effetti tante persone del luogo, del posto, pensano che lì gli alieni stiano costruendo delle basi sotterranee. In effetti anche, diciamo, la pubblica, diciamo, il regime che sta lì in Nepal non dice nulla di particolare perché dicono sono cose un po' particolari, diciamo il personale militare diciamo parla in privato, ma sostiene che per ragioni di sicurezza nazionale non si può dire altro, quindi adesso non sappiamo che cosa vogliono dire. Però dicono che uno degli ufficiali indiani è uscito allo scoperto e ha detto chiaramente che si tratta di UFO. Quindi ci sono tante indicazioni che secondo la quale da circa un anno, 2 anni stanno cercando di fare dentro diciamo, l'Himalaya una base sotterranea. Quindi la costruzione è in corso sulle alture vicino a No Man's Land tra India e Cina. Quindi diciamo che sono tanti gli avvistamenti diciamo che sono state fatte su questa montagna, l'Himalaya, quindi diciamo e poi un'altra cosa che è diciamo un po' particolare è che ci sta un aumento dell'attività dell'esercito indiano e cinese, anche perché sapete che ci sta il confine lì, quindi ci sta proprio una barricata corazzata cinese, diciamo con carri armati, che deve andare a fare la guerra se non ci sta solo la montagna, cioè anche questo sarebbe ridicolo ragazzi, no? Fare una brigata così grande con carri armati T-80 e andare lì sulla montagna, ragazzi, per me sarebbe da sciocchi, no? Che ci andiamo a fare sulla montagna con carri armati e... Quindi diciamo in effetti che è un po' strana la cosa, no? In effetti non è che sul Nepal, in Himalaya, vai armato così a fare che? Se diciamo non c'è nulla, quindi che ci vai a fare? Là ci sta una montagna grandissima, puoi trovare i monaci buddisti al massimo, quindi diciamo che il, diciamo, il complottismo come sempre, vedi, a finire sempre che ci sta a finale. Anche un bambino, diciamo, in Nepal ha disegnato un'immagine che aveva visto sulla montagna e era un, diciamo, una forma di sigaro, in effetti come molte volte appare, diciamo, UFO, in effetti come un sigaro volante, in effetti. E quando la maestra di scuola ha detto ma dove, ciao Desiree, dove l'hai visto? Giustamente no, l'ho visto sull'Himalaya, ho fatto il disegnino, cioè questa è la mente di un bambino poi. Quindi pure alcuni dei piloti dell'Indian Air Force sono decollati e riferiscono comunque di vedere oggetti volanti sull'Himalaya al confine con la Cina, però non sanno che cosa sono, però hanno avuto ordine di non sparare o fare altro, quindi solo di rapportare ciò che loro vedono in effetti. Ma la cosa strana è che dicono che questi, diciamo, questi presunti UFO, o come li vogliamo chiamare, ragazzi, dicono che hanno un'anomalia proprio, a parte che sono velocissimi, però fanno delle virate in effetti estremamente, diciamo, strane. In effetti dice un fisico indiano che sfidano la gravità. Quindi in effetti ci sono cose che delle virate oppure delle cose che non possono essere fatte, almeno della fisica
Non lo so, ancora non l'ho visto, Francesco, ma dopo a che parte? Non lo so, no, guarda, Desiree mi pare il nome così, eh. Vedi che nella Bibbia, in effetti, se tu la leggi bene, ah, Napoli, e dopo devo controllare, Francesco, non ho visto questa notizia qua, che è uscita sul mio cellulare e ho cercato di farla, quindi l'ho dovuta prima tradurre, quindi non ho girato tanto più. Soffatare. Sì, Marco, io ho bloccato il tuo account perché tu non puoi scrivere, diciamo, i messaggi e poi cancellarli. Questa cosa qui la fa quella signora lì, quindi io non è che ti ho bloccato a te. La signora quella lì fa così, in effetti scrive il messaggio e poi lo cancello, quindi tu ti sei comportata come quella, quindi in effetti tu mi hai fatto. Comunque tutti quanti l'hanno notato se ci fai caso sul canale. Qua a volte entrano, se uno cancella il messaggio di continuo, allora è lei. Quindi non è che io l'ho voluto fare, sei tu che hai fatto questo in effetti. Tu scrivi un messaggio e lo cancelli, scrivi un messaggio e lo cancelli, perché? Fammi capire. Solo una persona fa questo. Sì, ma sei stato accusato perché tu hai fatto così. Se no, non cancellavi i tuoi messaggi quando scrivevi. Io non avrei fatto nessuna mossa. Quindi, non è che sono stato io. Scusa, tu scrivi il messaggio perché lo vuoi cancellare dopo? Come tutti quelli che adesso scrivono il messaggio, poi. La zona fregrea, sì. E poi cancellano il messaggio. In effetti, tutti i messaggi che vedi adesso, io dopo li vado a vedere, ci sono tutti quanti. Sì, ma è un'abitudine anche di un'altra persona che noi comunque conosciamo e di solito si intrufola e dà fastidio, quindi non è colpa mia. Se segui il canale lo sapevi, no? Vabbè, io non dico nulla, mi scuso con te, però se vedo che cancelli i messaggi io blocco, te lo dico in partenza, o rimani i messaggi sul canale o blocco. Diciamo la regola è questa a me. Perché giustamente solo una persona fa questo, quindi io dico che nessuno deve cancellare i messaggi e non va bene così, perché dopo non ci sono più i tuoi messaggi e quindi io non posso sapere tu chi sei. Io non pensare che non ci faccio caso, che a volte le persone che commentano non vado a vedere nel video e poi non trovo i suoi messaggi, quindi automaticamente so che è lei perché lo tiene per vizio di farlo. Quindi ti prego di non cancellare i messaggi. Quindi diciamo ragazzi che anche i piloti questi qua dell'Air Force Indian hanno ordine di fare rapporto e non attaccare, non fare nulla. Quindi in effetti pure gli abitanti diciamo, del Nepal e delle zone vicino diciamo, all'Himalaya sono convintissimi che siccome c'è un via e vai sia di notte che di giorno, non è che questi lo vedono ogni tanto, questi lo vedono spesso e volentieri. Dicono che forse stanno costruendo qualche cosa là sotto. Giustamente tutti quanti credono in una base aliena, poi è da vedere questa, eh. Quindi però in effetti ce ne sono tanti gli avvistamenti che vengono fatti dagli scienziati, dai piloti, dalle persone, quindi diciamo è un po' come in Italia che fanno tutti questi avvistamenti particolari, quindi però la cosa più strana è che diciamo il personale militare è partito con dei carri armati su queste, cioè che vai a fare così armato fino ai denti se lì ci sta un ghiacciaio a parte i monaci buddisti che ci sta? Non ci sta nulla sull'Himalaya. Ah, stavo parlando pure con te, Desire, un attimo. Allora, guarda sulla Bibbia, in effetti sulla Bibbia ci sta scritto. In effetti, se tu leggi bene la Bibbia, Desire, se ne parla un sacco di persone aliene. Già si parla che là dice Elohim, che non sarebbe Dio, ma sarebbero tante persone. Elohim è al plurale.
Però la Chiesa giustamente ha detto che Elohim significava Dio. E tu stai scrivendo, come ti devo bloccare? Tu stai scrivendo comunque. Come ti ho bloccato? Stai di nuovo scrivendo al finale, come ti ho bloccato? Capisci? Quindi in effetti già sulla Bibbia, se tu la traduci per bene, trovi che ci sono visite aliene, anche nella crocifissione di Gesù. Facci caso, nel quadro. C'è un quadro in particolare dove ci stanno tre oggetti alla sinistra. Ciao Anto, ciao, buona giornata pure a te. In effetti anche sulla crocifissione, in effetti non lo so, di questo non so chi sono gli alieni, non lo so nemmeno io, ma guarda, non lo sa nessuno in effetti, non è che è una cosa che io non so. In effetti anche chi ha detto che la Bibbia non è un libro sacro come Mauro Biglino, quando gli vai a domandare chi sono, non te lo sa dire. Dice che sono persone venute da altri pianeti e hanno incominciato a fare la razza umana. Quello ti dice, ma non ti dice perché, chi sono, no, questo non, nessuno lo sa. Quindi è una risposta che secondo me nessuna persona al mondo potrà mai dirti. Poi a parte questo, togliamo anche il fatto del cattolicesimo e tutto, il fatto degli alieni è presente in tutte le religioni, quindi a parte il cattolicesimo, il cristianesimo, il buddismo, l'induismo, allora in tutti i testi sacri di tutte le religioni sembrano affermare l'esistenza degli alieni, in tutti quanti, quindi indipendentemente dal culto della religione, quindi in effetti in ogni culto religioso, sia induismo che quale vuoi, si parla sempre di esseri venuti dal cielo e che hanno popolato la terra, quindi in effetti tutte le religioni lo ammettono in effetti, a tranne una, la Chiesa nostra, che in effetti ci fa un resoconto sempre, ma sono allora, in effetti ci sono tante razze, non una sola in effetti, quindi si presuppone da come hanno fatto un'analisi più o meno ci sarebbero 3-4 razze aliene già presenti sulla Terra e diciamo che una di loro già vive con noi da sempre, in effetti, i famosi rettiliani, non so se tu ne hai sentiti parlare, ma questi qua stanno al potere, in effetti, quindi diciamo che stanno su, in alto, ma veramente in alto, tipo la regina Elisabetta, si dice che è una di loro, quindi i presidenti dell'America sono uno di loro, quindi sono gente proprio col potere in effetti, non so gente che vive come me e te, che la mattina va a lavorare, non so persone così, quindi stanno diciamo a capo dell'elite, che significa i capi sono tutti quanti elite come un gruppo di persone, diciamo non famose, no, però forti proprio sia economicamente che politicamente, quindi si presuppone che si nascondano perché dicono che questa razza rettiliana è mutaforma, cioè mutaforma in effetti significa può cambiare la sua forma, quindi sembrare un umano. Però, come sempre io ho detto ragazzi, pure se la teoria fosse questa qui, c'è sempre un creatore, quindi indipendentemente da come le cose starebbero, ragazzi, il creatore c'è. Gesù c'è stato, anche se loro dicono che era stato fatto dai ibridi, in effetti dagli alieni, e che Gabriele, diciamo, non era un angelo, ma bensì un alieno, e quindi tutto questo qui, però Gesù è esistito veramente, quindi su questo non ci piove. Quindi in effetti al finale il creatore e Gesù ci sono, quindi queste due figure perlomeno ci devono stare. Gesù lo dicono anche gli Elohim che l'hanno fatto loro, in effetti dicono, quindi Gesù è esistito. Lui ha detto che era il figlio di Dio, in effetti il figlio del creatore,
quindi anche con la parola creatore poteva dire, in effetti, colui che sta di sopra di me, quindi il mio padre, quindi poteva benissimamente anche significare quelli che mi hanno fatto. Quindi, però anche se facciamo sta teoria, sempre ritorniamo sempre al solito posto, no? C'è stato un creatore, cioè un Dio che ha fatto gli alieni, quindi anche se gli alieni avrebbero fatto noi e, e via dicendo, andando così con ordine cronologico, al finale sempre deve uscire. Ma no, gli alieni non sono angeli, no, no, in effetti non sono angeli perché in effetti sono al massimo sono persone evolute che ha creato Dio, ma non sono angeli, quindi non saranno mai, sono persone diciamo come noi, solo che sono evolutissime già da migliaia di anni, stavano già prima che noi qua stavamo sulla Terra, quindi in effetti stanno molto prima di noi, quindi non sono angeli. Quindi è inutile che la gente dicono gli alieni sono demoni oppure sono angeli, no, no. Sono persone che stanno prima di noi da quando è nato il mondo, già stavano qua. Sì, Antonio, io l'ho detto, Gesù è esistito in effetti, quindi anche se ci sta il dubbio dei fatti di Dio, perché dice nessuno mai ha visto Dio, però io posso dire che un creatore ci deve stare, quindi Dio esiste. In effetti non poteva nascere tutto così da caos, come dicono molti scienziati, il Big Bang, la materia poi si è espasa, poi si è raffreddata, poi sì, così dicono, sì, sì. C'è un video proprio dove si vede proprio un occhio proprio tipo rettile. Lo puoi trovare su internet, sul mio canale pure, l'ho fatto pure io. Sotto a un commento, sotto al video ci stanno dei vari commenti delle persone e sotto ci ho messo il link perché è una cosa inglese, quindi però tu basta che vedi l'immagine della sua faccia, quindi non è che devi capire che cosa stanno dicendo, anche perché dura pochissimo, quindi vedi la regina che si gira e si vede proprio l'occhio a tipo lucertola, come la chiamo io. Quindi diciamo sono tutte supposizioni, non possiamo dire è vero, no, qua si parla sempre di presupposizioni. Quindi non è che come adesso tutti questi qua in Himalaya stanno vedendo questi cosi entrare e uscire dall'Himalaya, no? Giustamente hanno fatto l'ipotesi che forse stanno facendo una base aliena, ma di certezza di certo non c'è, però è un anno che ci sta questo via e vai di alieni da lì dentro, quindi o stanno costruendo qualche cosa lì dentro oppure è la loro base, quindi come si dice da noi, se ne zuppa e pan bagnato, quindi se non è una cosa è un'altra. Quindi poi dobbiamo vedere qual è la verità. Però in effetti gli avvistamenti ci sono, pure mandare carri armati T-80 lì, che ce li manda a fare se ci sta solo la neve. Quindi cioè, questi si sono pigliati la briga di mandare un arsenale di persone con i carri armati. Quindi ma non si mette in dubbio, guarda, Desiree, io non sto dicendo l'incontrario, guarda. Io semplicemente dico quello che, le notizie che leggo, quindi indipendentemente da quello che io dico, comunque io credo in Dio, quindi non è che io solo perché esistono gli alieni oppure domani esce qualche altra forma di vita, io non credo in Dio o in Gesù, no, questo non cambia il mio aspetto fino alla fine, quindi come sai questo è un canale di notizie, quindi io riporto semplicemente notizie, quindi può essere vero come non può essere vero, però le prove a volte ci sono, sì, ci sono questi oggetti che non sappiamo che cosa sono, quindi uno fa un ragionamento normale, sono esseri venuti da altri mondi, sono alieni, sono cose, però questo non giudicherà, pure se domani mattina mi dicono a me, guarda, abbiamo gli extraterrestri esistono, il mio credo non cambia, quindi in effetti non mi cambierà mai la vita, pure se mi dicono che esistono, quindi per me non cambierà nulla, quindi anche se domani mi dicono guarda
ci sono 3 razze aliene, la NASA ha confermato. A me la visione, diciamo, mia non cambia della religione mia. Io in effetti, come ho sempre detto, io credo, come ho sempre detto a Daniele, pure ad Antonio Daniele, nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. Già io in effetti la Madonna e i santi, ragazzi, io non li venero. Ma no che non li venero perché dico che non sono persone speciali, no, attenzione. Io rispetto la Madonna, rispetto i santi, diciamo, sono consapevole che una era la mamma di Gesù e l'altra erano tutti discepoli uomini di Dio, però la mia preghiera va solo al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, quindi alla Trinità. Quindi poi dopo di questo io non prego nessuno perché non ho bisogno di avere nessuna intercessione tra Gesù e Dio, perché Gesù, come ricordi tu, sei molto preparata, credo. Gesù disse non si arriva al Padre se non attraverso il Figlio, cioè Lui. Quindi non ha detto pregate la Madonna, non ha detto pregate i santi, quindi mi possono dire a 300.000 volte, ma la mamma però per intercede per il figlio, no, a me questa cosa qui non mi va proprio, quindi in effetti non si arriva al padre se non attraverso il figlio, quindi la mia visione rimane così, quindi se io voglio arrivare al Dio, io posso arrivarci solo attraverso Gesù. Poi non ci sta nessuna porta, in effetti, anche se la mamma di Gesù, anche se Padre Pio era un santissimo, anche se San Francesco che è venuto ieri, in effetti però non posso pregare San Francesco perché deve intercedere per Gesù, che Gesù poi deve intercedere per Dio. Ragazzi, io entro dalla porta principale, non ho bisogno di fare il giro del mondo per arrivare a Dio, quindi non c'è bisogno perché non ci sta, io ci sto un filo diretto tra me e Dio, quindi non ho bisogno di andare a cercare aiuto, ma non perché io non credo che Padre Pio ha fatto i miracoli, lo so benissimo che li ha fatti perché li ha fatti Dio per finale, però semplicemente dico che io mi affido direttamente a Dio, non ho bisogno di entrare da 3 porte per arrivare alla prima porta. Questa è la mia visione, diciamo, di preghiera. Quindi anche io in casa ho qualche santo, c'ho il Padre Pio che è sempre stato io diciamo sono uno appassionato proprio di Padre Pio perché la sua vita, la sua cosa, di Papa Wojtyła, quindi pure io lo so benissimamente. Però quando io faccio una preghiera che sto a casa, io cerco sempre l'aiuto di Dio, di Gesù, dico Padre eterno mio, te lo dico, no, fammi sta buono, stamattina fai il Padre nostro, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo e così via, quindi in effetti le mie preghiere al 90% sono dirette a Dio. Poi posso dire Padre Pio fammi stare bene, queste cose qua, sì, questo va bene, però non posso cercare miracoli a Dio, diciamo a Padre Pio perché deve dirlo a Dio oppure dirlo al figlio e così via, no. Se voglio un miracolo, dico fammi stare bene a me, a mia mamma, a me, lo dico a Dio, non lo vado a cercare a Padre Pio perché poi lo devo dire a Dio. È come fare un giro inutile. Quindi diciamo che il mio concetto di preghiera è questo. Anche perché poi sulla Bibbia, se ben ricordate ragazzi, a parte questo che è il mio pensiero, c'è scritto non avrai alcun Dio al di fuori di me. Quindi diciamo che te lo dice direttamente la Chiesa, anzi la Bibbia, non avrai altro Dio all'infuori di me, io sono un Dio geloso, quindi attenzione, Dio è geloso, tu non puoi pregare un altro, ma no, è un messaggero, ma io non posso pregare a Padre Pio per avere un miracolo, ti faccio un esempio, da Dio. Quindi è una persona speciale Padre Pio, non si mette in dubbio, però è sbagliato, secondo la Bibbia è sbagliato, quindi in effetti non guardiamo i film che ci fanno vedere in TV quando le persone andavano da Padre Pio
Però Padre Pio, ricordatevi un'altra cosa che molte persone sbagliano. Quando la gente andava da Padre Pio a cercare il miracolo, Padre Pio non era un santo, era un uomo come me. Quindi quando la gente andava da Padre Pio a Pietracino a cercare il miracolo, Padre Pio era un essere vivente come me, come te. Quindi lui poi intercedeva presso Dio. Quindi diciamo che quando stava qui sulla terra lui lo poteva fare in effetti perché la gente andava da lui in cerca di conforto e di aiuto. Poi quando è morto Padre Pio e quindi è salito al cielo, automaticamente le preghiere non vanno fatte più a Padre Pio in effetti a dire fammi stare bene, così così. Mentre quando stava sulla terra non era, Dio non era geloso di questo perché in effetti l'aveva mandato lui qua e quindi era logico anche andare lì e dice Padre Pio fammi stare bene tu. Ma sì, gli angeli sono un'altra cosa, in effetti gli angeli li ha creati lui, quindi è un'altra cosa proprio. Qua si parla di persone che sono state santificate come Padre Pio, San Francesco, quindi parliamo di persone normali che poi nel corso della vita hanno avuto dei cambiamenti e quindi sono stati dichiarati santi. Quindi gli angeli sono altre cose proprio, quindi sono esseri di luce che non hanno mai fatto, diciamo, preso sembianze umane o così via, quindi non sono umani in effetti gli angeli, quindi questo è proprio un altro discorso. Mentre San Francesco d'Assisi, Padre Pio, erano persone reali, che poi Santa Caterina da Siena erano tutte persone che stavano qui sulla terra. Invece San Michele Arcangelo, ad esempio, già no, era un angelo direttamente. Quindi diciamo che è così. Vabbè ragazzi, io vi saluto, mi vado a fare un altro caffettino e ci sentiamo al prossimo video ragazzi. Ciao a tutti, ciao Antonio, ciao Desiree, ciao a tutti quelli che non vedono solo ma non commentano, anche a voi ragazzi, un saluto e buon weekend, anche se qua in Campania oggi è una giornata cupa, mentre al nord ragazzi è una bella giornata, so. Ciao a tutti ragazzi.